Ciao, Ciao, presentati. mi chiamo Federica Manfreda, ho 14 anni e vengo da Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso. Professione. Studentessa di prima superiore. Cosa studi? Lingue al Liceo Linguistico Giorgione qui a Castelfranco. Descriviti in poche parole. Sono una ragazza molto curiosa e adoro aiutare gli altri. Quando mi ricavo del tempo libero dagli impegni scolastici dell'accademia, adoro molto leggere e cerco di ritagliarmi del tempo anche per lo sport. Infatti ho fatto per circa 10 anni danza classica e adesso sono cintura gialla di judo. L'apparenza inganna. Genere musicale. Principalmente pop rock, ma mi interesso molto anche alla sfera classica. A quale grande voce ti ispiri? Soprattutto a Whitney Houston, ma anche a cantanti molto famose come Celine Dion, Jessie J e Barbara Streisand. Suoni? Sì, suono il pianoforte da circa 7 anni e mezzo e in futuro mi piacerebbe imparare a suonare qualche nuovo strumento. Che cosa ti spinge a studiare canto? Una grande passione che ho avuto per il mondo della musica e dello spettacolo in generale sin da quando ero piccola e anche la necessità di staccare un po' dalle preoccupazioni e dallo stress scolastico. Da quanto studi qui? Studio qui da circa 5 anni e mezzo. Descrivici in poche parole Art Voice Academy. Art Voice Academy è come una seconda casa perché ho la possibilità di condividere le mie passioni con delle persone che hanno le mie stesse, quindi cantare, suonare, recitare, tutto ciò che riguarda appunto la sfera dello spettacolo. E soprattutto è un luogo dove posso crescere e conoscermi più nel profondo. Cosa hai registrato nello studio Ava Sound Live Music? Ho registrato Quando una stella muore di Giorgia. Com'è stata questa registrazione in studio? È stata un'esperienza molto emozionante che sicuramente rifarei. Quali opportunità ti dà Art Voice Academy? Art Voice Academy mi permette di salire su dei palcoscenici molto importanti e di conoscere artisti di un certo calibro, ma anche di maturare vocalmente e di capire quali sono i miei punti di forza e di debolezza. Raccontaci del tour con Robby Facchinetti. È stata un'esperienza del tutto nuova per me e altrettanto emozionante, che mi ha permesso di legare con i miei compagni di corso e di stringere con loro un legame ancora più forte rispetto a quello che avevo prima e anche di salire su palcoscenici molto importanti come il Teatro Lirico di Milano. La tua esperienza a Music. È stata un'esperienza super emozionante, assurda e ho vissuto delle emozioni talmente forti da essere indescrivibili ed inimmaginabili perché ho avuto l'opportunità a circa 8 anni e mezzo in onda su Canale 5 di cantare un piccolo pezzo di Somebody to Love the Queen con Vittorio Grigolo ed è stato un onore grandissimo per me. Com'è cantare con un'orchestra? Cantare con un'orchestra è un'esperienza che può essere considerata ultraterrena perché è come se la musica ti avvolgesse del tutto e le note iniziassero a scorrerti nelle vene come lo spartito e quindi ti arrivano delle scariche elettriche che sono a dir poco indescrivibili. Quale palcoscenico ti ha emozionato di più? Sicuramente quello di Music, essendo in onda su Canale 5. Ci fai ascoltare qualcosa? Certo, vi faccio ascoltare Memory tratto dal musical Cats nella versione di Barbara Streisand. Saluta! Ciao! Midnight, not a sound from the pavement. Has the moon lost the memory? She is mine.